Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Mio padre tradito da un amico e poi lasciato solo, le amare parole di Manfredi Borsellino a 2 giorni dall'anniversario della strage di Via D'Amelio. La mafia dopo Matteo Messina Denaro. A Trapani la Commissione regionale antimafia fotografa una criminalità intraprendente ma silenziosa. Ucciso per uno scolo d'acqua, confessa l'autore dell'omicidio di Milazzo. La vittima era un vicino di casa che voleva denunciarli per irregolarità edilizie. Salvini in Sicilia per inaugurare un ponte, ma non è quello sullo Stretto. Sull'infrastruttura dice ci ha costretti a correre. A Palermo non sarà schierato l'esercito, nonostante gli episodi di violenza. Per il ministro Piantedosi la città non è tra quelle insicure. Un giro in carrozza da 500 euro. L'amministrazione di Palermo indaga sulla truffa a 2 turisti spagnoli. Calcio, tra ritiri e mercato, squadre siciliane al lavoro. Il Catania chiude per forte e lavora allo scambio Marsura-Mondonico con il Campobasso. In apertura la denuncia di Manfredi Borsellino, mio padre tradito da un amico e poi lasciato solo. L'intervento è l'inaugurazione di un murale realizzato nei pressi del luogo della strage di Via D'Amelio. Marco Gullà. Ancora siamo alla ricerca di questo amico che l'ha tradito, ma indipendentemente dal nome o cognome che possa avere, uno o più amici che l'hanno tradito. Trattiene a stento le lacrime, l'emozione lo travolge, ma Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, a 2 giorni dal 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, non usa mezzi termini e punta il dito ancora contro chi ha tradito suo padre. Lo fa a margine dell'inaugurazione di un murale che raffigura il giudice Borsellino in alcune fasi della sua vita. È stato a me lasciato solo, mi permettete anche di dire, non già e non solo dalle istituzioni, ma è stato lasciato solo da quel mondo professionale, lavorativo, giudiziario che lo circondava. Il murale nasce proprio di fronte a Via D'Amelio. Questo murale rappresenta intanto un presidio importante in uno dei luoghi più tristemente conosciuti, una delle vie più tristemente conosciute e famigerate della storia italiana. Al centro il giudice bambino stringe tra le mani l'agenda rossa, metafora della verità da custodire e tramandare. Accanto a lui la figura dell'amico e collega Giovanni Falcone, la Fiat 126 imbottita di esplosivo e i corvi, simbolo della mafia, che si trasformano in gabbiani, segno di libertà e speranza. Io credo che già la mia emozione di canto tutto. E penso anche che l'espressione dei miei figli. A Trapani c'è una mafia intraprendente ma silenziosa che resiste anche dopo Matteo Messina Denaro. Questa è la fotografia che ne fa la Commissione regionale antimafia. Laura Spanò. Nel trapanese la mafia è in costante trasformazione, cambia pelle, si adatta, si insinua nei settori più produttivi, assume forme meno appariscenti e più insidiose. Il controllo del territorio non si esercita più solo con l'intimidazione esplicita, ma anche attraverso la capacità di infiltrarsi nell'economia legale e nelle dinamiche sociali più fragili. E questo è il quadro che è venuto fuori dalle audizioni della Commissione regionale antimafia tenutesi in prefettura a Trapani. Una mafia, quella trapanese, che resiste e persiste anche senza Matteo Messina Denaro. La mafia trapanese costituisce ancora, una riserva economica in settori anche particolarmente in movimento. Mi riferisco al turismo, anche alle attività di cosiddetta trasformazione agricola. Insomma, Cosa Nostra, anche se non spara, è molto attiva, e a prescindere anche dalla fine di Matteo Messina Denaro. Credo che, se c'è un dato che è emerso, è che Cosa Nostra resiste e persiste anche dopo Matteo Messina Denaro.
Un dato che deve far riflettere, anche come ha sottolineato il presidente della commissione Antonello Cracolici, è che la presenza mafiosa non è scomparsa, ma si è evoluta in forme più sofisticate che richiedono una risposta altrettanto articolata e integrata da parte dello Stato. Questa è una provincia dove negli ultimi 9 mesi si sono prodotte circa 70 interdittive a imprese, che in qualche modo è la spia, quell'elemento che ci dà, come dire, un dato di allarme. Una mafia, quella trapanese, silente, così come l'aveva concepita Matteo Messina Denaro, che ai suoi solidali diceva «Cascruscio non se ne deve fare, qua rumore non se ne deve fare». Ha confessato l'autore dell'omicidio dell'uomo trovato dentro un sacco a Milazzo nel Messinese, il movente una lite di vicinato. Orazio Longo. Gli ha sparato 3 colpi di arma da fuoco, il movente una lite di vicinato. Ha confessato Giuseppe Cordici, il 60enne milazzese accusato di aver ucciso l'84enne Salvatore Italiano, il cui corpo fu poi trovato avvolto in sacchi di plastica neri in una via del quartiere Bastione a Milazzo nel Messinese. Durante l'interrogatorio di garanzia, l'indagato aveva ammesso di aver incontrato l'uomo ma non si era dichiarato colpevole. Adesso Cordici, che è assistito dall'avvocato Antonino Aloisio, ha chiesto di essere ascoltato un'altra volta dal giudice e ha ammesso di aver ucciso il 10 luglio scorso il vicino di casa con 3 colpi di arma da fuoco. A quanto pare, nell'ottobre scorso, la moglie di Cordici aveva ricevuto una lettera da Italiano per uno scolo di acqua. Il 7 luglio i due avevano ricevuto anche una comunicazione da parte del comune di Milazzo in cui si evinceva che Salvatore Italiano aveva fatto una richiesta di accesso agli atti sulla concessione edilizia del fabbricato della donna, con l'obiettivo, a quanto pare, di costringerla alla realizzazione di una cunetta per lo scolo delle acque, minacciando altrimenti di denunciarla per delle irregolarità urbanistiche dell'immobile. Da ciò sarebbe nato il dissidio con la famiglia Cordici, che ha poi portato alla tragica conclusione. Salvini in Sicilia per inaugurare un ponte, non è quello sullo Stretto, ma il nuovo ponte ad Arco San Giuliano in provincia di Caltanissetta. Sentiamo Rita Cinardi. Avveniristico e di altissimo pregio, qualità e affidabilità, così è stato definito dall'amministratore delegato di ANAS il nuovo ponte San Giuliano, inaugurato questo pomeriggio sulla strada degli Scrittori Caltanissetta-Agrigento. Presente al taglio del nastro il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ha concesso selfie e scatti ai tanti operai presenti che hanno voluto prendere parte alla cerimonia nonostante il caldo cocente del primissimo pomeriggio. Il ponte, di particolare valenza tecnica e paesaggistica, ha una lunghezza di 170 metri e darà continuità alla carreggiata stradale fino all'imbocco sulla A19 della Galleria Caltanissetta, in Sicilia la più lunga e più dotata di tecnologie. Ma Salvini ha parlato anche delle altre opere in cantiere, 22 miliardi stanziati per la viabilità e le infrastrutture in Sicilia, ha affermato il ministro dei trasporti, il quale ha anche ribadito che i siciliani non possono più aspettare. Abbiamo cantieri aperti e programmati per 22 miliardi sulla rete stradale, sulla rete ferroviaria, sottoterra per l'acqua, 800 milioni di euro per recuperare anni di ritardi. Quella di oggi è una bellissima giornata perché finalmente si conclude un ciclo. Dobbiamo capire com'è possibile che per fare 34 km ci si mettano 24 anni. Ieri abbiamo firmato l'accordo di programma per un altro ponte che sarà studiato e visitato, non solo utile da siciliani e calabresi ma ammirato da mezzo mondo. E il gran vantaggio del ponte sullo Stretto è che, ancora non avendo aperto i cantieri, però ci sta imponendo di correre con le strade e le ferrovie sia in Sicilia che in Calabria. La realizzazione del raddoppio di un'arteria strategica come la strada degli Scrittori rappresenta un risultato importante per il miglioramento della viabilità interna della Sicilia, ha sottolineato il presidente della regione Renato Schifani, che ridurrà notevolmente i tempi di collegamento tra i territori di Agrigento, Caltanissetta e l'autostrada A19, garantendo anche maggiore sicurezza e fruibilità. Non verrà schierato l'esercito a Palermo, nonostante l'escalation di episodi di violenza per il ministro Piantedosi, la città non è fra quelle a rischio. Maglio Viola. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà presto a Palermo per valutare interventi specifici per la città, così come richiesti dal primo cittadino Roberto Lagalla, che ieri è volato a Roma per incontrare il titolare del ministero insieme al presidente dell'ANCI nazionale e di altri sindaci di città metropolitane come Palermo. Non ci sarà però lo schieramento dell'esercito che qualcuno auspicava e ci vorrà tempo per un aumento delle forze dell'ordine. La situazione della criminalità di strada in città, infatti, secondo i dati del ministero è meno grave di quella
quella di tante altre città italiane, un dato che il Ministro ha voluto sottolineare al Sindaco. Da parte del Ministro Piantedosi un annuncio specifico, cioè quello che sarà da qui a non molto a Palermo per le misure specifiche che riguardano la nostra città, rispetto alla quale però ha voluto segnalare il trend in diminuzione rispetto ad altre città italiane dei crimini commessi nella prima parte di quest'anno. Per parte loro i cittadini e i commercianti denunciano però un senso di insicurezza crescente che non corrisponde ai dati del Ministero. Si rischiano disdette da parte dei turisti e diminuzioni anche dei consumi interni. Patrizia Di Dio, responsabile nazionale sicurezza di Confcommercio e presidente di Confcommercio Palermo, torna a lanciare la sua proposta. Il ripristino del poliziotto di quartiere e una maggiore presenza delle forze dell'ordine, perché sono un deterrente efficace di prevenzione verso i malintenzionati e dà sicurezza a cittadini, turisti e imprese. Ci sarà comunque un tavolo nazionale per la sicurezza nelle città metropolitane, si lavora all'accesso alle banche dati nazionali delle polizie municipali e locali e arriveranno fondi per aumentare il controllo del territorio. A Messina l'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni ha incontrato i sindaci per illustrare la bozza della rete sanitaria. Sentiamo Francesco Triolo. Le parole dell'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni si scontrano con quelle dei sindaci della provincia di Messina. La rete sanitaria presentata questa mattina nel Salone degli Specchi della città metropolitana diventa il terreno di scontro per un piano distante dalle esigenze di un territorio vasto e difficile, con esigenze reali, diverse da quelle rappresentate nella bozza. Non convincono le parole dell'assessore Faraoni, che parla di riduzione della popolazione, di necessaria quindi diminuzione dei posti letto. Non convincono i tagli, dove e come sono stati apportati, ad esempio tra Policlinico e Ospedale di Taormina. Non convincono le compensazioni, che non tengono conto delle vie di comunicazione e delle posizioni degli ospedali. La Faraoni ricorda come nessun ospedale sia stato cancellato con la nuova rete sanitaria, ma riconosce come la migrazione ospedaliera sia ancora tanta e costi tanto alle casse della regione. Disegna una sanità con ospedali decentrati per l'assistenza sul territorio, ma si scontra con la realtà di medici che non si trovano e che faticano ad accettare incarichi in ospedali piccoli. Abbiamo ragionato con consapevolezza, la reazione naturalmente di alcuni sindaci è anche giustificata, perché ognuno cerca di difendere il proprio territorio, e d'altronde è quello che è accaduto anche nelle altre province. Abbiamo anche voluto trasferire il senso di un lavoro fatto con un certo impegno per poter garantire una rete che possa essere la più equa possibile rispetto ai bisogni della collettività e rispetto anche un diritto di accesso alle prestazioni sanitarie. Capitolo a parte la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Qui un attacco forte per la soluzione che sarebbe stata trovata attraverso la sinergia con l'ospedale Papardo, che non deve essere una deroga, perché il CCPM di Taormina già preesisteva a quello di Palermo e doveva essere già presente nella rete sanitaria del 2019. Intanto si lavora ad una nuova proroga, almeno sino a dicembre. Incidente ieri sera alle porte di Niscemi. A perdere la vita è stato Matteo Cannizzo, un giovane di 22 anni. La sua auto si è ribaltata all'improvviso, finendo la corsa contro un muro a ridosso di un'abitazione. Quando i soccorritori sono arrivati, per Matteo non c'era più nulla da fare. Nello stesso tratto, pochi mesi fa, aveva perso la vita una bimba di 9 anni, Aurora Pitino. Torniamo a Palermo, dove un giro in carrozza è arrivato a costare 500 euro. Il Comune di Palermo ha avviato indagini promettendo sanzioni sul responsabile della truffa ai danni di alcuni turisti spagnoli. 500 euro per un giro in carrozza nel centro di Palermo, un po' troppi. Una coppia di turisti spagnoli è stata vittima di una truffa da parte di un vetturino a Palermo. La corsa, della durata di un'ora, è stata pagata 500 euro. La coppia ha raccontato l'esperienza ad alcuni cittadini palermitani, che hanno immediatamente contattato telefonicamente l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che si è recato sul posto e ha accompagnato la coppia spagnola negli uffici della questura per formalizzare una denuncia. Già la polizia municipale è al lavoro con le immagini della control room per risalire all'autore del gesto. Ho deciso di accompagnarli formalmente, perché sono stato avvisato da alcuni nostri concittadini che hanno raccolto la testimonianza dei turisti nella spiaggia di Mondello. Sono andati a prenderli con la mia auto e li ho accompagnati personalmente per dimostrare che c'è un'amministrazione che non si volta dall'altra parte, che denuncia accanto a loro episodi del genere e che soprattutto interviene.
Quanto accaduto ai danni di 2 turisti spagnoli è di una gravità assoluta e rappresenta la punta di un iceberg che questa amministrazione non intende più tollerare, ha invece detto l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. La coppia spagnola è già ripartita alla volta di Siviglia, un ennesimo episodio che ingrigisce sicuramente il ricordo che i 2 turisti hanno di Palermo. La bellezza della città offuscata da avvenimenti spiacevoli come quello venuto a galla in questi ultimi giorni. A Catania ha rafforzato il piano di pulizia con idropulitrici sulle strade della città, invase per altro verso da spazzatura e sporcizia. Giusy Lazzara. La segnalazione è arrivata puntuale e precisa durante l'appuntamento settimanale con il sindaco di Catania Trantino. Una signora stanca di vedere sporcizia di tutti i generi, dalle cartacce agli escrementi di cani lasciati da incivili padroni sul marciapiede sotto i portici in via Duca degli Abruzzi, ha lanciato la denuncia. La risposta dell'amministrazione non si è fatta attendere. All'alba una squadra ha attivato le idropulitrici. In queste immagini all'opera per ripulire non solo il marciapiede, ma anche la pensilina della fermata dell'autobus. Un lavoro che prosegue in altri quartieri della città. Soprattutto in mancanza di pioggia, quindi un lavaggio delle strade particolare con le lance e un detergente profumato per appunto ripulire e lavare marciapiedi e sede stradale. Raccomandiamo ai cittadini di mantenere questa pulizia. Abbiamo incrementato con il sindaco questo tipo di interventi perché necessitava, visto il grande afflusso di turisti e soprattutto nelle aree, nelle strade più trafficate dove insistono molti esercizi commerciali. E resta sempre disponibile il numero 342 74 55 005. Continueremo così a dare voce alle vostre segnalazioni. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Aspettare il bus sotto il sole senza panchine perché mancano le pensiline a Siracusa, però qualcuno corre ai ripari. Francesco Aloi. Una poltroncina ergonomica e la palina con il QR code. Eccola la fermata del bus ultramoderna. A Siracusa le pensiline sono ormai superate. Scherzi a parte, chi aspetta il bus deve farlo in fermate come questa, sotto la pioggia o sotto il sole, anche cocente. Questa poltroncina l'ho creata io per una persona anziana, perché alla mattina alle 7:15 si sedeva sul marciapiede a rischio di farsi tranciare le gambe. Periferia o centro la musica non cambia, il bus lo si aspetta allo stesso modo, all'impiedi. Non ci sono pensiline, non ci sono sedili dove potersi accomodare, non c'è niente. Questo è Siracusa e questo è il servizio che ci offre il nostro signor sindaco. La mancanza di pensiline è veramente tremenda, poi soprattutto qua in Sicilia con certe temperature sarebbe auspicabile la presenza delle panchine anche per le persone anziane. Eppure da quando è arrivata SAIS il servizio di trasporto pubblico funziona. Autobus puntuali, puliti, ma manca la comodità nell'attesa. Palazzo Vermexio punta ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici, ma così tutto diventa più complicato. Dobbiamo stare al solleone, come ad esempio io che sono cardiopatico, che non lo posso sopportare. Ma se le pensiline sono le principali assenti ingiustificate alle fermate, non va meglio al capolinea. E da qualche mese i bus urbani partono da qui, Corso Umberto, con i mezzi fermi tra il traffico. Agrigento rende omaggio a Maria Maddalena, figura simbolica tra fede e storia, con una mostra d'arte al Museo Diocesano. Davide Sardo. Una donna, un simbolo, un mistero. Maria Maddalena, protagonista assoluta della nuova mostra al Museo Diocesano di Agrigento, che apre le porte a un viaggio tra arte e spiritualità. Fino al 30 ottobre il Mudia ospita capolavori ispirati alla Santa, firmati da giganti della pittura come Cecco, da Caravaggio e Quercino. Ed è proprio del maestro Emiliano la tela più preziosa dell'esposizione, in arrivo dai Musei Vaticani. La mostra, ideata per il Giubileo della Speranza e nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura 2025, vanta la collaborazione di importanti musei italiani, tra cui il Diocesano di Milano e il San Matteo di Pisa. Un'intera sezione dedicata anche ad opere siciliane provenienti da Sciacca, Cammarata, Racalbuto e Palermo. Ci sono dei messaggi che devono arrivare attraverso la figura
di questa donna Maria Maddalena, che riassume in sé quello che è il senso forte della speranza, e l'abbiamo voluta declinare al femminile, perché la figura femminile è più forte di quello dell'uomo, anche se poi esprime tutta la sintesi dell'umanità. Un'occasione unica per riscoprire attraverso l'arte la figura di una donna intramontabile. E ora una notizia che ci riguarda, perché oggi il nostro capo del reparto tecnico Mauro Quattrocchi e Gabriella Messina si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Francesco di Paola a Lingua Glossa. In questo giorno speciale, i novelli sposi vanno i più sinceri auguri di felicità e di amore da parte di tutti i colleghi di Telecolor e Antenna Sicilia. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, squadre siciliane. Tra mercato e primi giorni di ritiro il Catania lavora ad uno scambio con il Campobasso. Sentiamo Francesco Triolo. È il terzo giorno di allenamento a Norce per il Catania di Mimmo Toscano, sedute atletiche di mattina, allenamenti tecnici con la palla e partite della finale di pomeriggio. Sembra essere questo il menù quotidiano dei primi giorni. Si stanno anche valutando le condizioni fisiche dei singoli, così da tarare il lavoro in maniera personalizzata. Sul fronte mercato l'attaccante Francesco Forte, già in ritiro, ha formalizzato l'accordo con il club, mentre il direttore sportivo Pastore sta lavorando ad uno scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rosso-azzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Primo giorno di allenamento invece per il Trapani, la squadra da ieri si trova a Troina agli ordini di Totò Aronica, si attendono le ufficializzazioni per le cessioni di alcuni giocatori, solo una volta sfoltita la rosa si potrà operare in entrata. Interessano l'attaccante Parigi del Rimini e Fischnaller, l'ultima stagione alla Torres. Edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.